Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandra Stefania, sono un funzionario di Union Camere del Veneto, Project Manager per la Enterprise Europe Network, e all'interno del progetto della Camera di Commercio Venezia e Rovigo voglio lasciarvi il mio contributo proprio sui servizi offerti dall'Enterprise Europe Network per le piccole e medie imprese. Passiamo quindi alla presentazione che ho preparato per l'intervento di oggi. Enterprise Europe Network è una rete supportata dalla Commissione europea che nasce nel 2008, proprio dalla fusione di due precedenti reti di Euroinfo Center, che erano una rete che dava principalmente informazioni alle piccole e medie imprese su temi comunitari, e i cosiddetti Innovation Data Center, che invece si occupavano di trasferimento tecnologico e innovazione. Da la fusione di queste due reti nasce appunto Enterprise Europe Network, una rete che inizialmente aveva una portata principalmente europea, ma che poi negli anni si è espansa andando a coinvolgere anche territori di paesi terzi, quindi paesi candidati e paesi esterni all'Unione Europea, come si vede dalla slide qui presente. Dicevo, Enterprise Europe Network è quindi attualmente il più grande network mondiale a supporto della piccola e media impresa, che ha ambizioni internazionali, quindi per stabilire relazioni e cooperazioni con altre piccole e medie imprese provenienti da paesi stranieri. In questi 12 anni abbiamo servito con i servizi di Enterprise Europe Network più di 2,5 milioni di imprese, di piccole e medie imprese. Il target è appunto questo, parliamo di piccola e media impresa, che però ha anche un forte orientamento alla crescita, innovazione e all'internazionalizzazione. Come piccole e medie imprese non intendo solamente delle imprese già consolidate, ma parliamo anche di start-up e di scale-up, quindi sia imprese neocostituite o anche in fase di costituzione, e imprese che hanno già superato i primi 3 anni di attività e che hanno già un business plan comunque consolidato e un team di lavoro. Oltre alle piccole e medie imprese abbiamo anche dei target secondari. Parlo principalmente di cluster, per esempio, o di associazioni di categoria che comunque rappresentano il mondo imprenditoriale, ma anche aziende di consulenza, professionisti o istituzioni a livello regionale o a livello locale. L'idea è proprio quella che questi soggetti possano rivolgersi a qualunque punto del network per poter entrare a contatto con i servizi che vengono offerti e comunque usufruire di tutte le competenze che sono all'interno della rete Enterprise Europe Network. La rete per fornire i propri servizi è costituita a livello locale in consorzi, sono 6 consorzi attualmente presenti in Italia. Union Camere del Veneto coordina il consorzio cosiddetto Friend Europe, che è quello che agisce proprio sulle 3 regioni del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Union Camere del Veneto ne è il coordinatore e nella slide vedete gli altri interlocutori che erogano i servizi Enterprise Europe Network su questi territori. La compagine, come si può vedere, è abbastanza varia, perché abbiamo sia soggetti appartenenti al mondo camerale che i soggetti che fanno parte del mondo della ricerca e dell'innovazione, quindi che offrono servizi in quell'ambito. Nella regione del Veneto abbiamo 3 soggetti presenti: Union Camere del Veneto, che rappresenta le camere di commercio, i servizi quindi più legati alla mission delle camere, come possono essere l'internazionalizzazione o comunque le operatività delle imprese nel mercato unico, ma abbiamo anche Veneto Innovazione e CNR che si occupano rispettivamente del trasferimento tecnologico, gestione di servizi per la gestione e innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca. Proprio questa varietà di servizi ci permette di andare a coprire un po' tutte quelle che sono le esigenze delle imprese. Ed è proprio grazie a questa diversità e sinergia tra i soggetti che riusciamo a rispondere a quasi tutte le richieste che ci pervengono dalle aziende. Ma quali sono i servizi che sono a disposizione della piccola e media impresa? Innanzitutto informare, fornire assistenza sulla legislazione, sul mercato unico, su tutte le norme e le politiche comunitarie. L'assistenza che viene data non è un'assistenza semplicemente di primo livello, ma è un'assistenza personalizzata sulle esigenze dell'impresa, e quello a cui noi puntiamo è quello proprio di
svolgere un cammino insieme all'impresa per andare incontro a tutte le sue esigenze per operare al meglio all'interno del mercato. All'interno di questo blocco di servizi inseriamo anche la partecipazione del nostro tessuto imprenditoriale alle consultazioni della Commissione europea. In questo caso Enterprise Europe Network funge proprio da ponte, da collegamento tra le istituzioni comunitarie e il territorio per andare a fornire i feedback sulla legislazione in essere o sulla revisione di normative, ad esempio, per dare il nostro contributo e portare quindi l'interesse del nostro territorio a livello europeo. Abbiamo poi le attività, i servizi inerenti alla creazione di cooperazioni transnazionali, come la partecipazione a missioni imprenditoriali, eventi di brokerage all'interno di generalmente importanti eventi fieristici di carattere internazionale, ma anche l'attività di sviluppo di queste cooperazioni fatta da remoto, quindi attraverso una piattaforma proprio della rete Enterprise Europe Network le aziende possono consultare o inserire delle proposte di cooperazione per trovare dei potenziali partner, sia in ambito commerciale che in ambito tecnologico, ma anche partner per potenziali progetti di ricerca. Abbiamo poi i servizi legati all'accesso al credito, quindi facilitare le imprese a usufruire delle opportunità di finanziamento comunitarie, sia intesi come fondi a gestione diretta, parlo per esempio dei programmi per la ricerca, l'Horizon 2020 e futuro Horizon Europe, ma anche avere un orientamento e un'informazione su quelli che sono gli strumenti finanziari della Commissione europea che vengono poi erogati nel territorio attraverso degli intermediari. Ultimo, ma non da meno, servizio che viene offerto alle imprese riguarda proprio il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico, quindi tutta quella gamma che poi vedremo un po' più in dettaglio nella slide di servizi che aiutano l'impresa a gestire al meglio la propria innovazione. Per quanto riguarda quindi il primo blocco di servizi, quindi quelli legati alla comprensione e all'assistenza sulla legislazione del mercato unico o le norme e le politiche dell'Unione Europea, il servizio viene fatto, come dicevo, in maniera puntuale e individuale. Tuttavia ci sono diversi strumenti gratuiti e accessibili alle imprese che è possibile consultare anche in autonomia e poi approfondire le tematiche con il personale Enterprise Europe Network. Parlo per esempio del portale della Commissione Europea, come vedete nella slide, il portale ec.europa.eu, ma ci sono altri portali molto utili e ricchi di informazione che le aziende possono consultare. Parlo per esempio di Your Europe Business, dove le imprese possono trovare le varie informazioni paese per paese per svolgere le proprie attività, quindi tematiche legate alla fiscalità per esempio, o ai fondi disponibili, ai requisiti dei prodotti e le varie normative. C'è poi un portale proprio dedicato alle consultazioni di cui accennavo prima, che è Your Voice Europe, il quarto che vedete nella slide. Unioncamere poi ha anche uno sportello dedicato per l'applicazione della direttiva REACH, quindi la direttiva sulla registrazione delle sostanze chimiche. Vedete nella slide in basso a sinistra questo portale. È possibile quindi per le aziende che sono interessate a questa direttiva rivolgersi a Unioncamere del Veneto per capire se devono effettuare la registrazione delle sostanze chimiche o meno, perché questo ovviamente, se si contravviene alla normativa, per l'azienda possono incorrere anche delle sanzioni, quindi è un aspetto molto importante. Il secondo blocco di attività riguarda la partecipazione, dicevamo, ai servizi cosiddetti di brokerage, quindi per trovare delle partnership straniere. Innanzitutto vi accennavo alla piattaforma che è chiamata Partnership Opportunity Database. La rete è dotata di questa piattaforma dove le aziende possono andare a verificare se ci sono dei profili di cooperazione pertinenti per il proprio settore di attività o a loro volta possono inserire il loro profilo, la loro proposta di cooperazione. Quello che vedete è il portale di Enterprise Europe Network. Il sito è een.ec.europa.eu e in alto nella home page, proprio sul menu, c'è una voce che si chiama Partnership Opportunities, quella che vedete cerchiata.
Questo vi dà accesso al motore di ricerca, che lo vedete in questa schermata. Attualmente sono inseriti quasi 9.000 profili di cooperazione che si dividono in offerte e richieste di business per quanto riguarda la parte commerciale, offerte e richieste di tecnologia e sviluppo di ricerca, quindi per la partecipazione a progetti di ricerca europei. Ovviamente la lingua di lavoro è l'inglese, essendo un ambiente comunque internazionale. Come vedete dalla schermata, la pagina si presenta con una sorta di annunci, quindi molto sintetici, però da qui si evince già dal titolo che cosa viene proposto o offerto e si può già capire quindi se c'è un possibile interesse per noi. Andando più in profondità è possibile cliccare sul titolo dell'offerta o richiesta di cooperazione che sia per approfondire che cosa viene proposto. Ecco, qui vediamo un esempio. Io avevo inserito il termine furniture, quindi mobili, e mi sono comparsi una lista di opportunità, 589 profili di cooperazione. Cliccando su uno di questi profili, vediamo questo è un esempio, questa è una business request, vediamo la descrizione di cosa viene offerto e anche il tipo di partner che viene cercato. Come potete vedere i profili sono anonimi, quindi non ci sono riferimenti diretti all'azienda che ha voluto pubblicare questo profilo di cooperazione. Questo è voluto proprio per garantire un controllo sia sull'interesse di eventuali potenziali partner e sia per gestire al meglio qualitativamente il matching tra domanda e offerta. Quindi qualora un'azienda veda un profilo di questo tipo e sia interessata, deve rivolgersi direttamente all'ufficio Enterprise Developer Network più vicino al suo territorio. Quindi nel caso di offerte commerciali si può rivolgere a Union Camere del Veneto. Se invece trova delle offerte di tipo tecnologico, può rivolgersi direttamente a Veneto Innovazione o il CNR. Ovviamente essendo noi una rete, ogni partner è in collegamento con gli altri del consorzio, quindi siamo anche noi a dirigere poi l'azienda verso il partner più opportuno per seguirla in maniera approfondita. Questo è un altro esempio di profilo di cooperazione. In questo caso è un'offerta di business dove un'azienda polacca cerca dei distributori. Vi mostro anche un'offerta invece di tipo tecnologico. In questo caso abbiamo un inventore che cerca un'azienda per concretizzare il risultato della propria invenzione e immetterla nel mercato. Ovviamente quando andiamo a parlare di cooperazione entrano in gioco vari fattori, tra cui anche la gestione della proprietà intellettuale, e per questo gli uffici Enterprise Developer Network possono dare una consulenza e comunque un orientamento alle aziende che si apprestano a lavorare nei mercati. Verificato l'interesse per i profili di cooperazione, che cosa deve fare un'azienda? A fianco a ogni profilo, vedete, c'è un pulsante che si chiama Express Your Interest, quindi l'azienda deve cliccare su questo pulsante e compare una schermata con alcune domande. Questo serve a noi per capire innanzitutto chi è l'azienda, che cosa fa, che servizio o prodotto offre, e verificare effettivamente l'interesse per il profilo. Quindi questo lavoro viene fatto innanzitutto tramite questo meccanismo digitalizzato, ma anche attraverso il contatto diretto poi telefonico. Una volta che abbiamo fatto questa procedura, sarà nostra cura inviare la vostra espressione di interesse alla nostra controparte estera, che si metterà in contatto con l'azienda che ha inserito il profilo e, verificato anche il suo interesse, vi mettiamo in contatto. A questo punto gli uffici Enterprise Developer Network si mettono un po' da parte, nel senso che la trattativa e lo sviluppo della cooperazione viene lasciata alle imprese. Noi subentriamo solamente laddove l'azienda cliente
ci viene a chiedere un supporto per interpretare una normativa, per esempio, o come dicevo per la gestione della proprietà intellettuale o per la contrattualistica, quindi subentriamo solo se effettivamente ci viene richiesto. Quello che cerchiamo di fare è comunque di monitorare affinché la cooperazione possa andare a buon fine e chiedervi quindi un feedback sul risultato, solamente sulla parte generale senza entrare nei termini. L'altra invece attività e servizi per lo sviluppo delle collaborazioni riguarda, come dicevo all'inizio, la partecipazione a missioni imprenditoriali o eventi, cosiddetti eventi di brokerage all'interno di importanti eventi fieristici a carattere internazionale. Quindi sempre andando nella home page di Enterprise Europe Network, ricordo che il sito è en.ec.europa.eu, sempre sul menu in alto alla pagina c'è la possibilità di scegliere events, che lo vedete cerchiato. Cliccando su quella scelta vi comparirà tutto l'elenco di eventi che vengono promossi dalla rete. Ma cosa vuol dire partecipare a un incontro di affari, di un momento di brokerage tra aziende? Innanzitutto questo riguarda appunto le aziende che vogliono incontrare i potenziali partner per sviluppare accordi di produzione o distribuzione del prodotto, accedere quindi a nuovi mercati, creare nuove tecnologie per innovare il proprio prodotto o trovare comunque anche dei potenziali partner a volte per progetti di ricerca. Ogni evento avrà un sito dedicato, generalmente sono tutti eventi gratuiti, quindi la partecipazione non comporta generalmente una spesa per l'azienda, solamente in alcuni casi molto limitati, questo è previsto, ma siamo sull'ordine dei 100 euro più o meno. La lingua di lavoro è l'inglese e ci saranno dei termini di scadenza, questo per fare una registrazione, per scegliere i profili di cooperazione e poter partecipare poi all'evento. Le aziende, i soggetti che partecipano sono generalmente le aziende, a volte ci sono delle istituzioni comunque rappresentative delle imprese, centri di ricerca, università, quindi, ma anche start-up a volte, appunto per trovare dei partner europei e a volte anche non europei. Che cosa deve fare quindi un'azienda per partecipare a questo tipo di attività? Innanzitutto si deve profilare all'interno del sito dell'evento con una descrizione del proprio prodotto, del proprio servizio e soprattutto andare anche a delineare qual è il tipo di partner che viene ricercato. Questo è molto importante per far sì che la scelta dei potenziali partner da incontrare sia il più pertinente possibile. Una volta fatto ciò, prenota gli incontri bilaterali o viene scelta anche dalle varie contropartner e sulla base di questo match che viene fatta un'agenda personalizzata. Un'agenda che poi il giorno dell'evento permetterà di concretizzarsi di questi incontri. Da parte nostra ci sarà comunque un'attività di monitoraggio per raccogliere il feedback sull'evento stesso e sulla bontà degli incontri che sono stati fatti e capire se ci sono effettivamente i margini per concludere una trattativa o se c'è la necessità di fornire dei servizi aggiuntivi. Questo è il calendario che potete visualizzare direttamente dalla home page del sito di Enterprise Europe Network. Entrando in ogni evento indicato avrete tutte le informazioni e anche il link dell'evento tramite cui fare la registrazione. È possibile poi per l'azienda andare anche a ricevere degli alert sia sui profili di cooperazione che sugli eventi di brokerage. Questo è sempre possibile farlo attraverso la pagina di Enterprise Europe Network. Vedete nella slide dove è indicato la possibilità di ricevere un alert tramite email in modo tale da essere sempre aggiornati. A fianco a queste attività di brokerage e ai servizi dati tramite il database di cooperazione ci sono anche, dicevo, dei servizi aggiuntivi se l'azienda lo richiede. Alcuni di questi possono essere usufruiti già in autonomia dall'impresa o attraverso i nostri uffici. La Commissione europea mette a disposizione degli strumenti, uno di questi è il Market Access Database che vedete nella slide e di cui vi lascio anche il sito web, dove è possibile fare una ricerca, una piccola analisi di mercato sul mercato target, quindi andare a capire quali possono essere le procedure di ingresso
nel paese per l'esportazione, ma ci danno anche informazioni sulle attività di importazione, quindi possiamo andare a capire se il nostro potenziale cliente, il nostro potenziale partner avrà facilità di importare la nostra merce o meno. Qui sono inserite nel database anche le barriere in entrata e in uscita, quindi per paese, e delle statistiche sulle varie categorie merceologiche. Altro servizio che viene fornito da Enterprise Europe Network è la verifica dell'affidabilità finanziaria del potenziale partner. Quindi per le aziende che volessero approfondire maggiormente questo aspetto e capire se il partner che hanno conosciuto durante un brokerage event o attraverso il database di cooperazione è un partner che finanziariamente sta bene, o se invece potrebbe essere un partner che ci crea anche dei problemi magari nei pagamenti, è possibile accedere a questo servizio. Qui vedete un esempio del report che viene dato alle aziende che lo richiedono per capire se l'azienda con cui si sta trattando è un'azienda solida, un'azienda sana. L'altro blocco di attività e di servizi riguarda invece il sostegno all'innovazione e trasferimento tecnologico. La rete Enterprise Europe Network è stata identificata dalla Commissione come il soggetto idoneo per, da un lato, assistere tramite dei servizi di Key Account Management le aziende beneficiarie di progetti sostenuti da Horizon 2020 come l'SME Instrument o strumento PMI, ma anche Flight Open, Fast Track, quindi lo staff di Enterprise Europe Network aiuta l'implementazione, il monitoraggio corretto dell'implementazione di questi progetti, ma dà anche un importante servizio proprio sul il rafforzamento della capacità di gestione dell'innovazione. Quindi tramite un'attività di audit e di consulenza le piccole e medie imprese possono ottenere un quadro sui propri processi aziendali di gestione dell'innovazione e un confronto con gli standard di un campione di aziende europee, quindi un benchmarking. Grazie a questo check-up che viene fatto è possibile elaborare un piano d'azione personalizzato per migliorare le performance aziendali e ricevere quindi un'assistenza al management aziendale finalizzato a delle azioni di miglioramento della gestione dell'innovazione. Quello che l'azienda poi concretamente vede è un report che vedete nella slide che vi ho preparato, dove è possibile capire se la nostra azienda è posizionata meglio, diciamo, o peggio rispetto a un gruppo di aziende simili nello scenario europeo e capire anche quali sono i punti dove può lavorare maggiormente per efficientarsi e migliorare le proprie performance aziendali. L'ultimo blocco di servizi che vengono dati alle imprese sono quelli inerenti alla partecipazione delle PMI ai bandi europei e l'accesso al credito. I punti Enterprise Europe Network danno infatti informazioni sui bandi disponibili, bandi a gestione diretta ma anche gestione indiretta, e danno un orientamento su tutto quel set di strumenti finanziari sempre di origine comunitaria che vengono però veicolati nei territori attraverso gli intermediari finanziari, quindi per esempio gli istituti di credito o anche i fidi. L'attività viene fatta sempre attraverso una consulenza individuale, ma anche tramite la divulgazione delle informazioni attraverso le newsletter o il sito internet, vengono fatti dei focus o anche organizzati dei seminari. Union Camere del Veneto ha un proprio bollettino che esce ogni 15 giorni in formato elettronico, è possibile tramite il sito di Union Camere del Veneto effettuare la registrazione per essere sempre informati sulle attività della rete Enterprise Europe Network, sulle attività del nostro ente e ricevere questo tipo di informazioni. Inoltre Union Camere del Veneto è anche sportello APRE. Che cos'è lo sportello APRE? È uno sportello dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea, quindi abbiamo un focus particolare su il programma di ricerca europea Horizon 2020 e cerchiamo di aiutare sia le imprese sia i soggetti del territorio, le istituzioni, gli enti a partecipare o trovare anche partner per partecipare a questo programma.
Ci tengo a precisare che i servizi che sono stati presentati in queste slide sono servizi gratuiti per l'impresa, quindi sono servizi che sono finanziati a monte in parte dalla Commissione europea e in parte dalle strutture che hanno aderito alla rete e che implementano i servizi. Quindi sono veramente un'opportunità per tutte le imprese per poter ricevere un sostegno, un supporto nelle loro attività quotidiane. Quindi per maggiori informazioni vi invito a contattarmi, vi lascio qui il mio indirizzo email e il numero di telefono. Vi lascio anche il sito di Enterprise Europe Network nazionale, dove potete trovare tutte le iniziative sul territorio italiano, e il contatto della pagina Facebook di Enterprise Europe Network. Spero che queste informazioni vi siano state utili e vi invito caldamente a contattarmi per eventuali approfondimenti. Buona giornata.